Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Max Payne 3. Ci ritroviamo nuovamente all'interno di questa terra abbandonata da Dio nei panni del nostro caro Max, che sta assumendo più un carattere stealth che action, e infatti ci ritroviamo nuovamente all'interno del nostro caro motoscafo, dove ci ha appena adesso lasciato sulla spiaggia, e dobbiamo praticamente ritrovare la nostra fantastica Fabiana, che è stata dispersa all'interno di questi territori sudamericani. Innanzitutto non sono riuscito a caricare gameplay all'interno degli ultimi giorni perché a causa di un calo di tensione ci sono stati dei problemi tecnici per quanto riguarda la DSL, però adesso possiamo continuare la nostra serie su Max Payne e ovviamente su tutti gli altri giochi che stiamo effettuando. Allora, come abbiamo appena detto, stiamo impersonando una sorta di agente 007 all'interno di questa piccola baia all'interno del Sud America, e dobbiamo ritrovare la nostra cara Fabiana, la ragazza che hanno rapito all'interno dei gameplay precedenti, e ci ritroviamo dietro questo piccolo motoscafo coperto da un velo azzurro a sorprendere questi due malfidati che confabulano al di sopra di questo piccolo pick up. Allora, siamo armati con una bella M9, come potete ben vedere. Allora, l'unica cosa da fare qui ragazzi è usare il cervello. Allora, a quanto pare abbiamo un silenziatore, lo vedete in mano alla praticamente sulla punta della nostra pistola. Dobbiamo farli fuori immediatamente. Diamo il via ragazzi alla modalità 00 Edward. Bottle of whiskey or a gun in his hand. Proprio così, perfetto, ci siamo impersonati nei panni del vero e proprio agente 007, adesso ci chiamerà M con una bella notifica dall'Inghilterra, però abbiamo fatto fuori questi due malfidati, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Prima avevo visto passare di qua un battello a vapore, quindi probabilmente staranno trasportando qualcosa di importante, o anzi la nostra ragazza lassù ci sarà, quindi diamo un'occhiatina qua intorno. Abbiamo un bel giubbetto antiproiettili, quindi possiamo stare un po' sicuri. Allora, hanno delle pistole, vediamo se possiamo prenderle, diamo un'occhiata. Bene, adesso abbiamo due belle pistoline in mano, qui questa M9 col silenziatore. Stiamo attenti ragazzi, intanto il nostro Max continua a interpellare delle parole che possono mettere un po' giù di umore, però adesso entreremo all'interno di questo stabilimento, almeno non ci bagniamo la capoccia. Bene, vediamo un po'. Andiamo Max. Ok, la prima volta che ti vedo così vestito da agente segreto, mamma mia. Qua continuano a sparare stronzate in spagnolo, ragazzi, e non si riesce a capire niente. Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Wow ragazzi, grazie a questa fantastica tecnologia siamo riusciti a capire che la nostra Fabiana si ritrova dentro questo vecchio stabilimento. Due malfidati continuano ad avanzare, sembra uno Bob Marley e l'altro suo amicone qua, quello che stava sempre con lui. Vediamo che fa. Ah, probabilmente cercherà quei due stronzoni che ci hanno prima messo il bastone fra le ruote. Adesso vediamo un po' di rompergli le palle. Merda. Ok ragazzi, ci hanno preso un po' alla sprovvista perché non sapevo che si doveva rompere il vetro. Credevo che il nostro Max lo poteva distruggere tranquillamente con un colpetto di pistola, però a quanto pare ci ritroviamo sotto il fuoco nemico. Risparmiamo proiettili nella nostra pistola calibro 9 col silenziatore. Ehi! Il sederino gli spariamo, merda. Attenzione ragazzi, stiamo perdendo davvero molti antidolorifici, stiamo molto attenti, ci hanno preso un po' alla sprovvista. Ricarica Max. Abbiamo sprecato 2 dozzine di pillole inutilmente. Prendiamo, c'è una bella 44 Magnum qua vicino. Ehi, guardate questo stronzetto, adesso lo ammazziamo ragazzi. Bene. Questa ragazzi è una pistola davvero fenomenale, la utilizzavano per fare le rapine all'interno del territorio americano. Just my own imminent cameo. Ok, questa è la pistola più famosa per effettuare le rapine a corto raggio, e adesso la utilizziamo immediatamente per liberare questa fantastica donzella che si ritrova dentro questo piccolo stabilimento, non so di che cosa. Allora, abbiamo davanti a noi un codice di riscatto, vediamo che cosa vogliono. Their ransom notes from the same glossy magazines they used to select their victims. This was a second request for payment. The best of intentions at the stadium weren't enough to cover it. Un altro indizio ragazzi, alla LA Noire. Praticamente vogliono un riscatto. Bene, andiamo avanti, e probabilmente scrivono in queste condizioni per non far decifrare all'FBI la loro calligrafia in modo tale da beccarli. Quindi stiamo molto attenti, vediamo cosa c'è qua dentro. Siamo entrati praticamente da questa stanza, quindi diamo un'occhiatina degli antidolorifici.
Appena scaduti, il nostro Max è un vero e proprio mangiasassi, mangia di tutto, addirittura antidolorifici scaduti che potrebbero far male a se stesso, li divora. Ehi, che cos'è? Vediamo. My blood was boiling. I didn't have time to wallow. I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Oddio! Mamma mia ragazzi, siamo pieni! Wow, non me l'aspettavo, siamo riusciti a farli fuori in un batter d'occhio. Stiamo attenti che ci minacciano, figlio di puttana. Guardate questo stronzo. Ai! Stavo ricaricando. L'unico problema di queste pistole è che hanno il tamburo piccolo e quindi solo 6 proiettili possono entrare. Attenzione Max, vediamo un po' da questo lato, ce ne deve essere qualcuno, qualche altro gringo, pezzettino di merda. In questo caso il gringo saremo noi, però vabbè. Andiamo avanti, attenzione alla modalità alla Superman, eccolo là, proiettili dall'alto, via Max. Un'altra entrata alla Matrix, vediamo un po' se possiamo beccarlo. Proiettili che gli hanno fatto saltare il fegato. Gli sarebbe saltato comunque per via dell'alcol che continua a bere. Comunque possiamo andare avanti sempre così. Ecco l'arma russa ragazzi, che ormai è alle mani di tutte. Non so perché mi viene sempre da dire che è un'arma pakistana, però al solito è un'arma che utilizzano tutti all'interno del Medio Oriente. Guardate questo stronzetto. Mamma mia, ci è apparso davanti come, non so, la morte. Ricarichiamo. Bene, allora con questa pioggia però le azioni vengono sempre molto più complicate. Bene, ma nonostante non guardiamo riusciamo a beccarli sempre in testa. Fantastico il nostro Max. Vediamo qua intorno se ce n'è qualche altro. Mi sento tanto John Rambo ragazzi, mamma mia. Siamo all'interno di Rambo 2, all'interno del Vietnam. Non so veramente in che parte del mondo siamo, comunque sembra un po' il Sud America. Diamo un'occhiata qui intorno. Merda. Qui non c'è nessuno. Con tutti questi tamburi domenicani. Guardate questo stronzetto qui. Ok. Marley fatto fuori. Ehi, quest'altro gringhetto qua davanti a noi. Vediamo un po'. E con un altro ragazzi, ma mettiamogli le gambe. Oh mio dio, come su Dead Island. L'obiettivo è far fuori le gambe degli avversari se non riusciamo a beccare la testa, in modo tale da metterli fuori uso. Merda. Abbiamo finito, mi sa, gli antidolorifici. Ricarichiamo. Guardate la pistolona però che ha nella taschetta il nostro Max. Addirittura gli esce di fuori. Fantastico, andiamo avanti. Chissà dov'è questa Fabiana. Abbiamo esplorato ogni buco merdoso del Sud America per trovarla, ma non trovare ancora niente. Deve valere molto questa ragazza per arruolare un intero arsenale di loschi traditori che vogliono fare i duri. Ci fanno davvero ridere. Guardate quello stronzetto che ha un RPG in mano. Oh, 2 sono ragazzi, mamma mia. Facciamolo fuori. Guardate che bellissima questa prospettiva del nostro Max che continua a trivellare gli avversari. Bene, e soprattutto questa modalità di ricarica al tappeto è fantastica. Bene, andiamo avanti. Ottimo, ottimo. Ricarichiamo le nostre pallottole. Ok, vediamo un po' qua intorno. Però questi ragazzoni le scarpe firmate hanno. Guardate un po', hanno le scarpe anti-infortunistica della Geox. Fantastiche, traspiranti però antiproiettili. Infatti gli abbiamo fatto saltare le cervella. Andiamo avanti. Ottimo, vediamo un po' cosa c'è dentro questa piccola casetta. Possiamo entrare, sembra un mattatoio come è ridotto di fuori. Guardate un po' ragazzi. Dei copertoni, della spazzatura. Non è che troviamo anche qualche antidolorifico qua dentro. Il nostro caro Max di solito trova di tutto anche nella spazzatura. Sembriamo dei barboni. Ok, perché ci siamo presi la pistola? Probabilmente degli incontri ravvicinati di terzo tipo. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Aia, l'abbiamo mancata. Abbiamo salvato, ottimo, così ricominceremo qui nel caso morissimo. Allora, vediamo un po' cosa c'è qua dentro. Una fiamma ossidrica, una puntura, una telecamera, diamo un'occhiatina, attenti a non trovare qualcosa di sgradevole però. Sao Paulo's favorite housewife. Probably thought it would grease the wheels with the ransom money, but it only made me want to shove the cash down their throats. Un altro indizio. She was on the move. If they'd finally decided to kill her, I wasn't doing anything to persuade them otherwise. Ottimo ragazzi, un'altra scatoletta di antidolorifici, però io direi con tutta questa atmosfera un po' di TV ce la possiamo guardare per vedere almeno che cosa succede nel mondo. Esattamente. Ehi! A dor. Com a idade vem a dor. É dor de cabeça, dor de estômago, dor na virilha, dor na junta. Dove ci ritroviamo ragazzi? Su Dr. House o su Max Payne? Praticamente che è questo programma? Cioè con tutta l'atmosfera che abbiamo intorno ci dobbiamo guardare un programma, una prima visione come curare il corpo. Stomaco, cabeca, virilha, juntas. Chissà che cos'è che può guarire tutti questi dolori, vediamo. Dor de ressaca. É por isso que existe Interfectum. Wow, bang, direttamente in bocca e sorride. Interfectum é um analgésico forte,
parador forte. Interfect, probabilmente la televisione Max era il farmaco che abbiamo appena preso adesso qui alla nostra destra. Può guarire di tutto, dalle gambe alla testa, allo stomaco, alle parti basse, a tutto può guarire, praticamente degli antidolorifici tutto fare, fantastici, ed ecco perché il nostro Max li mangia anche scaduti. Allora, vediamo un po', mettiamoci la nostra pistolona, eccola qui, e diamo un'occhiata dentro questo stabilimento, vediamo cosa c'è. Parlano in portoghese ragazzi o spagnolo, ma è inutile cercare di tradurre che non ho la minima idea di come fare, da dove iniziare. Un vecchio residuo bellico della seconda guerra mondiale, probabilmente marino, una piccola nave sarà. Vediamo un po' il nostro Max dato con un buco grande quanto la sua testa in mano. The drunk fool in me wanted to make a play. But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my arms if I did. Bene Max, cerchiamo di non far accadere tutto quello che è successo all'interno del primo capitolo, quindi cerchiamo di tagliare l'uccellino a quello stronzone che sta andando là fuori. Vediamo un po'. Allora, con la nostra pistolona possiamo cavarcela abbastanza bene, magari con una bella modalità, non so, Matrix. Però innanzitutto colpiamo i più grossi, vediamo un po'. Quanti ce ne sono? Vediamo 3 gorilla, 7 gorilla, uno con un fucile a pompa. Cerchiamo di uccidere intanto i più grossi. Per esempio questo qui con questo maledetto tagliatore in mano. Mio Dio, se ne sono accorti. No, la carrucola! Dannazione Max! Via! Non abbiamo abbastanza colpi, però maledizione, ho scelto la pistola sbagliata ragazzi. Merda. Carichiamo gli antidolorifici Max. Bene. Sono scaduti, ci verrà un gran mal di pancia ragazzi che non finirà mai. Ok, abbassa di Max. Bene, colpito in pieno. Bella questa pistola, mi sembra Gigan ragazzi, sembra Gigan in persona. Attenzione che qua siamo nuovamente pieni. Guardate questo qua che è Rick Martin. Guardiamo la Rick Martin. Guardate quell'altro gorillone che sta arrivando. Ok, questi che si fanno i fighetti con queste merda di collanine. Guardatelo là col teschio. Ok, guarda che fine è fatto, te l'abbiamo spappolato noi il teschio. Andiamo avanti. Bene, non c'è nulla. Attenti all'alta tensione. Gli Uzi non particolarmente utili perché abbiamo la nostra pistola di Gigan. Saliamo qua su. Mamma mia, che cosa sono questi lingotti d'oro falsificati? Vediamo qui cosa c'è. Niente di importante. Questa vecchia barca ormai depredata dalla ruggine. Diamo un'occhiata qui dentro. Esamina la foto. It seems Serrano's boys had targeted the entire Bronco family and didn't give a shit which one they pinched. E a quanto pare questa famiglia è stata presa di mira da questi dannati rapitori. Possiamo aprire la porta del garage però per vedere che cosa sta accadendo. I opened the door to the next circle of this altri antidolorifici, ottimo. Come abbiamo visto nella pubblicità ragazzi, se volete capire tutti gli effetti di questi antidolorifici date una bella occhiata alla pubblicità che abbiamo dato, che abbiamo visto prima. Quindi state ben attenti. Abbiamo salvato, quindi ci sarà qualcuno, infatti me lo immaginavo. Vediamo un po'. 2 stronzi. Ma come fa Max a salire così? Avete visto? Veramente. Con un piede è riuscito a scavalcare 3 metri. Stronzetto. Bene. Benissimo Max. Mi sa che la tua modalità stealth. Ottimo. Vediamo un po' se possiamo entrare senza paura. Dannazione. Diamo un'occhiatina. Forza, 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 forza. Oh mio Dio. Siamo pieni. Wow, ma come ha fatto a sparare? Direttamente un angolo di 100 gradi. Ha fatto direttamente col fucile. È riuscito a spappolargli le cervelle. Attenzione. Merda. Siamo pieni zeppi di stronzetti. Non vogliono lasciare andare questa ragazza. Sarà talmente bella che davvero non la vogliono lasciare via. Vediamo quest'altro pezzettino di merda qua davanti a noi. Merdoso, questa testa di cacchio. Lassù ragazzi, attenzione, con un fucile da cecchino. Non possiamo beccarlo. Bene. Masciugliamogli il pisellino. Ottimo, saliamo qua su. No, fucile a pompa non ne voglio per adesso. Sta andando molto bene con questa K47, questa cappino. Fantastico. Che cos'è questo ragazzi? Cambiamo un po' genere, vediamo. Vediamo un po', non so che cos'è quest'arma. Però vediamo se spara un colpo alla volta. No, spara a raffica. Fantastica, mi sembra di averla vista su Battlefield, però non ricordo il nome. Ok, scendiamo dentro questa serra. Mi sa che una pianta diventeremo noi a breve, se non ci mettiamo un po' d'acqua dentro. Infatti antidolorifici anche utile questa modalità che quando cadiamo giù ci facciamo davvero male. Granata. Merda. Attenzione. Cerchiamo di fare tutto. Wow, non so come ho fatto a vederla, però davvero ottimo. Andiamo. Ricarichiamo un'altra. Pezzo di merda. Dov'è? Vediamo un po' dove è la granata. Eccola lì a terra. Bene, ma che stupidi, non riescono neanche a centrare una finestra di sì e no 2 metri con una granata sì e no di 50 milligrammi. Vediamo, eccola qui. Sono delle granate. Oh!
Eccola lì ragazzi, la vedete? Granata di 50 grammi. Andiamo Max, forza esci fuori, buttati. Eccolo là, l'altro pezzettino di merda. Ce ne sono altri. Stelio Marina. Chissà che cosa significa. Maledetto giamaicano di merda, guardatelo con la sua collana di merda. Ottimo, andiamo avanti, vediamo un po'. Li abbiamo frantumati tutti a quanto pare. Ah no, eccone un paio. Oh mio Dio, quello che c'è. Ok ragazzi, mamma mia, ce l'abbiamo fatta con l'ultimo pacchetto di antidolorifici ancora. Quest'altro pezzettino di merda, pelatone di cacchio. Vediamo se ce l'abbiamo fatta ad ammazzarlo. Il nostro Max è ancora in volo. Scendi Max, basta, è finita. I hadn't seen Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following a trail of her fingers. Bene, vediamo un po' cosa c'è. A quanto pare possiamo accontentarci con tutte queste munizioni che abbiamo addosso. Però ci serve, dannazione, ancora qualche altra pillolina per andare avanti. Comunque abbiamo ammazzato abbastanza persone. E io direi ragazzi di concludere. Ecco qua un altro fucile che era nascosto dietro lo stronzetto. Ritorneremo all'interno del prossimo gameplay, perché vediamo un po' se possiamo trovare la nostra dannata Fabiana. E soprattutto vediamo di trovare qualche altro antidolorifico per il nostro Max. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.